Buonasera a tutti e bentrovati oggi per la sesta giornata conclusiva di questo campionato Under 17 Girone A. Oggi vedremo sfidarsi Cus Palermo, primo in classifica, favorita del girone, contro Polisportiva Gonzaga, un campo in condizioni veramente ottimali. Occhio qui, attenzione, perché la palla in qualche modo arriva nell'area piccola del Cus, traiettoria ad entrare, prova il cross sul secondo palo e c'è il gol del Cus, 1-0, completamente dimenticato Piazza, che non ci pensa due volte a colpire al volo. Adesso ci prova in qualche modo anche la Polisportiva con il suo destro, con le giocate in avanti. Occhio perché riesce a girarsi in qualche modo. Si è trovato Marco Rosato, comincia a seguire la barriera di Salvo, tutto pronto. Allora si può battere, prova il calcio di punizione che poi non si abbassa. Sempre il Cus con questo pallone largo, ancora una volta a cercare il suo numero 10, cercare Messina che poi in qualche modo riesce. Salta anche il secondo, Messina prova la parata e poi attenzione in conclusione davanti la porta. Ancora una volta con il numero 3 Maniscalco che va a sfruttare e prendere campo. Occhio il pallone di giocato al conclusione di Ramacca che non trova veramente per centimetri la porta. Allargato sulla fascia, prova ancora una volta un'azione di offensiva qui Gonzaga. Qui un match fantastico, quello disputato dal numero 6. Occhio il pallone giocato dentro e qui la tiene, addirittura una grandissima parata. E allora ci prova con questo cross, sembra quasi rugbistica. Occhio, la palla rimane lì, doppio contrasto, poi salvata sulla linea. Vedo veramente una super partita qui. Occhio al Cus perché viene invogliata al tiro, ci ha provato con il numero 7, gioca il pallone dietro, ancora Randazzo, prova un cross interessante, qui c'è la girata e la traversa da parte del Cus, una giocata fantastica, un colpo di testa e riparte così il Gonzaga. Il pallone giocato dentro, ancora una volta l'1-2 che si chiude. Occhio alla conclusione, c'è la parata due volte, si salva ancora una volta. Occhio il pallone giocato dentro il palo e poi la conclusione deviata. C'è stato un tocco forse proprio di Di Salvo. Sta dando tutto per la sua squadra, sicuramente il capitano, e qui però è costretto a farsi saltare. Il pallone giocato lì, ancora miracolosa la parata di Lorello. Adesso riparte subito il Cus in contropiede. Sono passati 5 passaggi per arrivare lì. Occhio ancora, prende il fondo il cross e c'è la rete del Cus, tutto regolare. Ha segnato il neoentrato Ruvolo con il numero 18 e sono tutti a festeggiare. Questo calciando battuto troppo stretto, poi occhio perché la palla viene ciabattata inizialmente, poi di Giovanni la fa girare quanto basta ma non riesce. È proprio Piazzese che cerca di metterla giù, ci riesce con uno stop in velocità. Piazzese entra dentro, salta tutti, il pallone lì e l'assist per il gol, il grandissimo gol del 3-0 proprio del Cus. E c'è l'esultanza. Ok, il pallone gioca ancora una volta e trova il gol, incredibile, su un pallone che sembrava innocuo ha trovato il gol del 3-1 il Gonzaga. Al fischietto in bocca e su questo rilancio allora termina il match. 2 minuti e qualcosa di recupero, finisce così 3-1